Ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini, anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV24, la nostra emittente che va in onda su diversi canali, l'85 per il Veneto orientale, il 112 per la Lombardia, l'88 per il Friuli, poi siamo presenti in tutto il resto del Veneto con 19 tasto su e poi si seleziona Caffè TV24 e lo stesso a livello nazionale 133 tasto su e si seleziona Regione Veneto e poi il canale. Eccoci di nuovo qui, come stavo dicendo, anche questa sera parleremo di temi molto attuali, di attualità, lo dice la parola stessa, il nome della trasmissione Attuali Talk, ma prima di procedere con le nostre tematiche e i nostri ospiti ho il piacere di farvi vedere un contributo, come già vi avevo accennato la scorsa puntata, nella prima puntata della nostra stagione, un contributo de Il Veneto, appunto il periodico che è stato risvegliato dopo diversi anni di silenzio. Buongiorno a tutti. Vi parlo de Il Veneto, che torna ad essere un periodico attivo dopo 80 anni di silenzio. È stato un giornale che ha segnato l'informazione in Regione Veneto, particolarmente durante il ventennio precedente l'era repubblicana della nostra nazione, ed è stato l'unico organo di stampa distribuito quotidianamente in tutta la provincia di Padova e anche in altri territori del Triveneto. È stato fondato nel 1888 e oggi, grazie ad un'attenta ricerca del giornalista e documentarista Matteo Venturini, torna a vivere come periodico, attualmente online nel sito www.ilveneto.org, prossimamente in uscita mensile a distribuzione gratuita per la provincia di Padova e chissà, più avanti anche per altre province della nostra regione. Il Veneto è diretto dal già citato Matteo Venturini ed è edito dall'Associazione di Promozione Sociale Identità Veneta, attiva nel sociale e nella promozione della cultura a tutto tondo. Tra gli argomenti inizialmente più apprezzati che si potranno leggere tra le nostre pagine ci sarà certamente la valorizzazione della tradizione, uno dei fiori all'occhiello del popolo veneto e del folklore regionale. Ed è proprio del folklore che oggi vogliamo parlare, perché il Veneto, la regione, a livello di tradizioni, usi e costumi, usanze e storia, non è seconda a nessuno. Tutti conoscono il Carnevale di Venezia, seguito ed inseguito da tutto il mondo, che ha anche le sue variazioni nella provincia di Verone, Belluno, con maschere, giornate dedicate, differenti ma altrettanto esaltanti. A Verona, per esempio, si festeggia il papà dello gnocco. Nel bellunese si elegge la Zingeneta, la ragazza più bella del paese, vestita con abiti variopinti, gitani, e a Sappada, sebbene si tratti di un comune in Friuli, ma delle tradizioni storiche venete, come d'altro canto tutto il resto del Friuli, si tengono ben 3 domeniche di festeggiamenti dedicate alle persone meno abbienti, ai contadini e ai signori. Tornando al capoluogo, si ricorda sempre la regata storica, nella prima domenica del mese di settembre, con una rappresentazione cinquecentesca tra costumi, imbarcazioni e cerimonie, che solo una città lagunare come Venezia può annoverare. Un po' meno conosciute, ai non veneti, sono il Palio di Montagnana, il Palio della Marsiliana di Chioggia e la bellissima partita di scacchi umani di Marostica. La terza domenica di luglio, a ricordo della fine dell'epidemia di peste del XVI secolo, si festeggia a Venezia il Redentore, con la costruzione di un lungo ponte fatto di barche che permette di raggiungere la chiesa del Redentore dalla città, altrimenti non raggiungibile. Inoltre il Veneto, la regione, annovera innumerevoli prodotti tipici locali che possono essere assaporati durante le centinaia, anche di più, di sagre contadine che quasi tutti i comuni veneti portano avanti con successo da secoli, direi anche più di una per comune. Giusto per citare qualche prelibatezza, non possiamo dimenticarci il prosecco di Valdobbiadene, gli asparagi di Bassano del Grappa e di Piove di Sacco, il radicchio di Treviso e di Chioggia, le ciliegie di Marostica,
le soppresse che quasi ogni famiglia contadina fa in autonomia, eccetera. E per chiudere, ma solo perché abbiamo spazio limitato nel parlarne, la caratteristica processione di 30 km, chiamata la Grande Erogazione di Asiago, la tradizionale produzione dei cucchi, fischietti in terracotta di San Gottardo ad Asolo, in una raccolta da record in un museo a loro dedicato proprio nell'altopiano di Asiago, a Cesuna di Roana. Proseguiremo le prossime volte. E buon Veneto sia la regione che il giornale. Bene, rieccoci in studio. Allora siamo qui a presentare prima di tutto i nostri ospiti fissi. Partiamo da Tito Borsa. Ciao Matteo e ben ritrovati ai nostri spettatori. Ecco, questa sera non è presente Fabio Casetto, ma al suo posto ormai è diventato il sostituto ufficiale di Fabio Casetto, Alessandro Bizz, giornalista e direttore de Il Piave. Grazie, buonasera ai telespettatori. Ecco, Il Piave che tra l'altro è un altro giornale storico come lo è il Veneto, quest'anno puoi dirlo tu che cosa fa? Sì, approfitto di questo palcoscenico, di questa bella opportunità per dire che quest'anno il nostro giornale, Il Piave, ha compiuto 50 anni, è stato fondato nel 74. Quindi insomma è un compleanno molto importante. E presentiamo anche gli altri ospiti presenti oggi in studio. Wanda Pellizzari, ex consigliera di opposizione del Comune di Padova. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E Detta Andreella, consigliera comunale di Padova per il Partito Democratico. Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, allora prima di partire con i nostri argomenti che stasera saranno molto ricchi e molto interessanti, ho il piacere di lanciare il contributo di Massimo Cecchini, che è un giornalista molto conosciuto e riconosciuto, e quindi prego la regia di... Inutile nasconderlo, spesso i padri sono delle figure ingombranti. Lo racconta del resto anche l'attualità politica che vede i 5 Stelle soffrire terribilmente nello psicodramma rappresentato dal tentativo di affrancamento da Beppe Grillo, fondatore e perciò genitore di una creatura politica ancora alla ricerca di una identità definitiva. Che il parricidio sia arte complessa in fondo lo dimostrano sia i successi che gli insuccessi. Non è un caso che la stessa mitologia greca a cui fa capo gran parte del nostro immaginario nella catena di eliminazioni paterne che vanno da Urano a Cronos fino ad approdare a Zeus, trovi sempre la legittimazione del potere divino. Fra i tanti libri che metaforicamente possono condurci al momento storico attraversato dalla politica, 2 rappresentano entrambe le facce della medaglia. Il primo è Padre e Padrone di Gavino Ledda, un romanzo autobiografico il cui titolo ha avuto così successo da diventare un modo di dire di uso comune, anche perché i fratelli italiani ne hanno tratto un film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il libro, del 1975, descrive una Sardegna patriarcale in cui Ledda racconta gli scontri con il padre, un pastore analfabeta, la cui ristretta mentalità non può comprendere il desiderio di libertà e di conoscenza che anima il figlio, fino a spingerlo a una ribellione coronata da successo. In questo caso, citando il libro, Gavino Ledda potrebbe suggerire a Giuseppe Conte queste parole: con volontà rozza, animalesca ma inflessibile, l'uomo delle caverne ancora intatto dentro di me incominciava a scavare e a scoprire che al di là dei suoi campi il mondo sconfinava da quel cielo che fino allora conosceva. Ma non sempre i tentativi di affrancarsi dalla volontà paterna finiscono per avere buon esito. Lo dimostra il secondo libro a cui faccio riferimento, la celebre Lettera al padre scritta da Franz Kafka nel 1919, però pubblicata solo postuma nel 1952. A differenza di Abramo Ledda, Hermann Kafka non è un padre illetterato, bensì un piccolo ma abile imprenditore, espressione però delle ruvidezze educative della sua epoca, poco incline perciò a prendere in considerazione la sensibilità di quel figlio così speciale. Infatti, nonostante abbia già 27 anni, un'età all'epoca considerata matura, Franz rivela nella lettera stima e addirittura adorazione per il padre, ma nello stesso tempo anche una enorme sofferenza, la stessa a cui darà voce nella sua attività letteraria. Proprio come Conte fa con Grillo, lo scrittore prova a liberarsi dall'ombra del genitore. Di fronte a te avevo perduto ogni fiducia in me stesso e conseguito in cambio uno sconfinato senso di colpa. Il peso psicologico, come si capisce, è enorme, ma a differenza di Grillo, Hermann Kafka non replica con gli avvocati, bensì con una lettera assai stringata, che si conclude così.
È ora di farti uomo, figliolo, non te ne pentirai. Difficile immaginare che il padre fondatore dei 5 Stelle possa rispondere in questo modo. Del resto, la stessa lettera di Franz si chiude con ferocia. La tua sfiducia negli altri non è pari alla mia sfiducia in me stesso, in cui mi hai educato. Ma essere un po' più vicino alla verità può tranquillizzarci entrambi, a renderci più facile il vivere e il morire. Insomma, l'avete capito. Liberarsi del padre è questione assai più complessa che vincere un referendum. Ne va della vita e della morte, qualcosa che in politica si chiama semplicemente irrilevanza. Eccoci in studio. Allora, l'argomento di questa sera, il titolo di questa sera è Equilibri politici. Poi andremo a capire se veramente sono equilibri o qualcosa di diverso. E partiamo da Alessandro Biz. Quindi facciamo un bilancio attuale del governo Meloni. Beh, allora diciamo che questo governo innanzitutto si sta distinguendo a livello nazionale e internazionale per la sua stabilità. Una caratteristica del nostro paese è quello di aver avuto sempre governi magari poco longevi. A soli 2 anni è il 7° governo più longevo nella storia repubblicana, ma insomma ci sono tutti i presupposti perché questo governo possa arrivare a fine legislatura e quindi sarebbe anche un record per il nostro paese. C'era riuscito, mi pare, soltanto Berlusconi, però cambiando, diciamo, facendo un rimpasto di governo, quindi ci fu un governo 1, governo 2 all'interno dello stesso mandato. Un governo caratterizzato anche da quella che è una crescita del PIL. Io mi sono scaricato anche alcuni dati, abbiamo avuto nel 2023 uno 0,9% di crescita, quindi il più alto nell'Eurozona, e dati simili sono attesi anche per fine 2024. Abbiamo avuto di recente anche la nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme nella Commissione europea, nonostante non faccia parte formalmente della maggioranza di governo. C'è stata una riduzione, un altro risultato positivo del governo, degli sbarchi rispetto agli anni precedenti. Abbiamo un meno 61% rispetto all'anno scorso, guardando il periodo che va da gennaio ad ottobre. Poi altri risultati del governo: è stato abolito il reato d'abuso d'ufficio che ostacolava, a volte anche limitava l'attività dei sindaci. Per quanto riguarda la famiglia sono aumentati gli importi a favore dell'assegno unico, con i benefici per le famiglie con almeno 3 figli. La manovra, tra l'altro, di quest'anno prevede un bonus da 1.000 euro per i nuovi nati, per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, quindi anche con un livello mediamente abbastanza alto. L'IRPEF, c'è stata la riduzione delle aliquote da 4 a 3, accorpando i primi 2 scaglioni, quindi di fatto andando a ridurre le tasse. Provvedimento poi che ha contraddistinto questo governo, un provvedimento anche coraggioso, lo stop al reddito di cittadinanza che abbiamo visto nella prima fase di questo esecutivo, e poi l'approvazione anche non ancora attuata di quella che è l'autonomia differenziata. Lì si apre, poi ne parleremo più si avanti, apre un capitolo, diciamo, abbastanza ampio, e la riforma che vedremo anche quella del premierato, che anche lì è in corso di studio ma ancora a livello abbastanza embrionale. Bene, grazie per la tua analisi giornalistica, perché di fatto hai riportato dei dati, ma vorrei passare anche la parola a Wanda Pellizzari, perché sicuramente avrà un'opinione riguardo questo governo Meloni. Ma io intanto devo confermare in toto quello che ha appena detto il mio predecessore. Fino adesso sta andando bene, è un governo che sta dando fiducia. Ricordiamo che comunque il governo Meloni e gli altri del centrodestra, la Lega e Forza Italia, ha avuto una pesante eredità. Veniamo da anni di spese pazze. Ricordava prima il reddito di cittadinanza, che veramente era nato come idea meravigliosa per aiutare le famiglie veramente bisognose, e si è rivelato invece un bluff che ci ha fatto perdere tanti
tanti quattrini, per cui è logico che poi siamo venuti dal bonus 110%, insomma ha ereditato una situazione abbastanza pesante. Se la sta cavando egregiamente, appunto parlava prima il mio predecessore che Fitto adesso è andato a fare in Europa e quindi è riuscita, questo governo è riuscito a riportare l'Italia diciamo, ad essere uno in una posizione, diciamo, importante, che può dettare qualche dritta all'interno dell'Europa. Volevo anche ricordare che la coperta, lei dice che è sempre più corta chiaramente, ma mi pare che si stia allungando in qualche maniera. Volevo anche ricordare il record dei posti di lavoro, della gente che lavora, che mi pare, se non sbaglio, che sia un record al 62,5%, per cui insomma a me sembra che stia andando bene. Qualche dissapore a volte si sente, si percepisce, viene anche detto, ci sono sicuramente delle discussioni fra i tre partiti di maggioranza. Io credo comunque che il buonsenso di tutti e tre i capi, le premier e i vice premier, porterà a continuare, come diceva appunto il mio predecessore, a concludere il periodo di governo. Certamente i dissidi qualche volta ci sono, le discussioni ci sono, e come mai manco mai che ci sono, perché portano sempre comunque a una esposizione dei fatti e dei modi di pensare dei tre, appunto, dei due vice premier e del premier, quindi sono sicura che nonostante un po' di difficoltà andremo avanti. Ora voglio sentire anche l'opinione di Etta, perché sicuramente ci sarà l'altra faccia della medaglia. Ma io stavo ascoltando veramente con meraviglia questa esposizione. Abbiamo un governo che, diciamo, è stato bloccato dalla Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata, e quindi possiamo dircelo molto serenamente, abbiamo superato quel problema lì, non ci sarà un'Italia di Serie A, un'Italia di Serie B, e mi pare che non se ne possa fare un gran vanto. Salvini in Europa non vota Fitto. Le discussioni Quindi, ci sono, chiaramente. Io però sono stata zittissima, Wanda. Sì, no, scusami. Salvini in Europa non vota Fitto, quindi direi che abbiamo dei problemi in qualche modo di tenuta. Mi sembra che anche quest'estate ci siano stati tutta una serie di problematiche, per esempio sulla questione della cittadinanza, con Forza Italia che premeva per dare la cittadinanza ai giovani figli di persone extracomunitarie che sono arrivate in Italia e che stanno lavorando in Italia, e questi ragazzi studiano in Italia insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti. Cioè non mi sembra che ci sia proprio tutta questa concordia, e non mi sembra neanche che ci sia tutto questo benessere che è stato esposto. Diciamo che sono state tolte tutta una serie di agevolazioni, per esempio alle donne, perché, e questo mi dispiace molto dirlo, la prima premier donna in Italia, la prima cosa che ha fatto è stato dire togliamo i benefit per le donne a meno che non abbiano dei figli, e anche parecchi. Questo mi sembra veramente nel 2024, fine 2024, inizio 2025, mi sembra una discriminazione non da poco per il genere femminile, perché molte di noi non hanno avuto figli per vari motivi, e andando a lavorare si ritrovano che se hanno avuto dei figli possono andare in pensione prima, per esempio, però che, voglio dire, se vanno in pensione i figli ormai saranno adulti e probabilmente avranno magari anche prodotto dei nipoti, quindi non mi sembra tanto logico questo ragionamento: ti mando in pensione perché 40 anni fa hai fatto 3 figli, mi sembra un po' illogico. Cioè, devo dire, non lo trovo un governo che ha fatto tanto bene.
Sono convinta peraltro che grazie anche alla sciagurata legge elettorale che abbiamo in Italia porterà a termine il suo mandato, sono convintissima, ma questo non significa che portare a termine il suo mandato sia una cosa che andrà bene a gran parte della popolazione italiana. Abbiamo un aumento sconsiderato e molto preoccupante della povertà in Italia, sia della povertà assoluta che della povertà da lavoro. Quindi anche tutto questo dato sull'aumento del lavoro bisogna capire che lavoro è, perché se è un lavoro povero, se è un lavoro che non ti consente di arrivare alla fine del mese, non è un buon lavoro. La Meloni non ha accettato, su una proposta della minoranza ovviamente, del centro-sinistra, la questione del salario minimo, e sarebbe stato un buon punto per cominciare anche a fare delle cose per le persone. E devo dire, insomma, ci mancano ancora le leggi ad personam, però secondo me ci stiamo avvicinando. Dopodiché sulla composizione del governo, beh, insomma, possiamo dire che abbiamo una serie di personaggi inquisiti in vari modi e purtroppo sappiamo che in Italia la magistratura è zecca rossa comunista, ma evidentemente, insomma, queste persone qualcosa di sbagliato avranno fatto, restano serenamente al loro posto. L'unico che ci ha rimesso il posto è il ministro Sangiuliano, che tutto sommato faceva delle gaffe che erano anche tutto sommato abbastanza divertenti. Ci ritroviamo con un ministro Giuli che dice cose allucinanti e soprattutto che noi popolo non comprendiamo cosa stia comunicando. Quindi insomma io tutta questa positività onestamente non la vedo. Posso chiedere? Finiamo il giro con Tito Borso e poi dopo, se avete volontà di intervenire, senza problemi. No, io cerco di essere sintetico. Io credo che questo governo sia orrendo. E credo che insieme al governo Renzi, al governo Berlusconi o i governi Berlusconi 2001-2006 sia, diciamo, nel podio delle cose più sciagurate prodotte da questa Repubblica. Al di là di questo mi permetto di dire solo un po' di cose. Intanto, più che un governo Meloni, questo governo è, da un punto di vista di politica estera, è una prosecuzione abbastanza naturale del governo Draghi, e quindi Stati Uniti, NATO e così via. Per quanto riguarda la politica interna, invece sì, sembra un po' un governo Berlusconi contro la magistratura. L'abolizione dell'abuso d'ufficio è stata, credo, e l'Europa si è anche piuttosto irritata per questo, è stata una cosa terrificante. Poi prima abbiamo parlato di stabilità. Il problema è che noi non siamo una repubblica presidenziale, siamo una repubblica parlamentare. E questo significa che la stabilità non è data dai governi, ma è data dal Parlamento. Un esempio è la Prima Repubblica, dove c'era sempre la Democrazia Cristiana al governo, ma cambiavano governi come io mi cambio le mutande. Alcuni governi duravano un mese, altri poco più, e non si può dire certo che non ci fosse stabilità durante la Prima Repubblica. Quindi io credo che l'unica ragione per cui questo governo possa cadere è che si autodistrugga, però dalle parti dell'opposizione non vedo niente che possa velocizzare questo flusso e neanche che possa, diciamo, dare un'alternativa in vista delle elezioni che probabilmente saranno nel 2027. Comunque non trovo veramente nulla di positivo in questo governo, e neanche in tanti, diciamo, di quelli che l'hanno preceduto, però anche la questione dei dati, sì, magari sono aumentati il tasso degli occupati, però dall'altro lato il tasso degli occupati è aumentato in Italia a delle cifre ridicole rispetto a come è aumentato nel resto d'Europa. Ricordiamoci che venivamo anche dagli anni del Covid, quindi anche il paragone rispetto agli scorsi anni ci mancherebbe che non fosse positivo. Prima abbiamo parlato del lavoro povero, abbiamo parlato del reddito di cittadinanza che c'è in gran parte dell'Europa e chissà come mai qua da noi è stato abolito. E io credo semplicemente che, come tanti governi Berlusconi, prendiamo quelli,
questo qua sia un governo di privilegiati per i privilegiati, tutti gli altri che si attacchino. Alessandro voleva forse dire qualcosa in più. No, volevo chiedere Etta. Andrella. Volevo chiedere ad Andreella quali sono i benefit che la Meloni ha tolto alle donne, se può dirlo, perché io non sono abbastanza documentato in merito, e anche le cose allucinanti che avrebbe detto il ministro Giuli. Beh, allora, le cose che ha tolto sono state intanto la possibilità di andare in pensione qualche tempo prima degli uomini, e questa cosa è stata rivisitata mettendoci in mezzo appunto il numero dei figli, come dicevo prima. Poi ci sono una serie di situazioni che sono di benefit vari che sono stati tolti tutti in linea di massima. Quindi adesso io faccio anche fatica a fare l'elenco, mi sembrerebbe anche un po' poco giusto nei confronti di chi ci ascolta. Ma sarebbe giusto donne, dirlo, se uno è documentato dice, perché si fa un'accusa e non si spiega. Va bene, allora capire. facciamo così, adesso io mi recupero tutte le cose che sono state tolte e poi gliele elenco come ha fatto lei prima con l'elenchino scritto. Non ho qui con me un elenchino scritto, ma ho il cellulare, posso guardare e le faccio proprio una precisa disamina. Sulla questione di Giuli, onestamente, abbiamo visto Giuli suonare il flauto di Pan in mezzo a un laghetto tipo termale e dire cose. Onestamente, il ministro alla cultura deve essere in grado intanto di fare cose più che di dirle, e poi di essere compreso, perché lui si chiama ministro alla cultura, non ministro che in qualche modo dice delle cose per non farsi capire. Quando lei ha sentito i vari discorsi, quando parlava di quel libro che stava presentando, parlando dell'acqua che c'era dentro alle pagine del libro che lo riportava al ventre materno, l'ha sentita quella roba lì? Diamo la possibilità al ministro di lavorare, giudichiamolo per come opererà. Io in questo momento, ad oggi, non mi sembra che abbia fatto cose particolarmente incisive, salvo riuscire a non difendere nemmeno la persona che lui aveva nominato come suo dirigente massimo al Ministero, perché purtroppo omosessuale e quindi non andava bene. L'aveva nominato lui, aveva deciso lui, ci aveva già lavorato insieme. Nel momento in cui gli è arrivato l'alto là da Fratelli d'Italia, evidentemente. Cioè lei afferma che non è stato difeso in quanto omosessuale? Beh, è così. Quale altro motivo c'era? Wanda? No, io di questo non so, non parlo perché non so nulla, però ci sono tante cose da contestare. I dati che ha sciorinato il mio collega e io sono veritieri, per cui allora è chiaro che insomma, voi avete perso le elezioni e quello che perde le elezioni è sempre colui che critica, ma se fosse questo abbiamo tante cose da dire. Hai parlato del reddito di cittadinanza, ha sconvolto il nostro paese. No. Io ho parlato di salario minimo, sì, non ho neanche citato il reddito allora era l'altro signore. Comunque ci sono state delle cose che hanno rovinato la nostra Italia, delle spese pazze, i banchi a rotelle che hanno buttato a ramengo una serie di quattrini, quindi tante manovre sbagliate. Adesso ci siamo insediati, siamo su da poco, mi sembra che l'inizio sia molto positivo, diamo a tutti i ministri il tempo di lavorare, ci sono 3 persone al governo nella maggioranza. Chiaramente ognuno ha il suo modo di pensare, ma
abbiamo visto che poi tra una cosa e l'altra ci si mette d'accordo, perché poi si mettono d'accordo perché sono intelligenti, capaci, che per il bene del paese si mettono d'accordo. Poi chiaramente l'elezione di Fitto riporterà l'Italia a un paese, a un posto d'onore che aveva perso negli ultimi tempi, quindi anche lì noi trarremo dei vantaggi da quel lato lì. Poi per tutto il resto dateci il tempo di lavorare. Siamo arrivati in tempo utile, me lo auguro, per riportare l'Italia a una posizione che vada bene per tutti. Chiaro che le spese che sono state fatte dal governo precedente ci hanno portati a questa situazione, quindi stiamo facendo un po' di ordine e mi auguro, anzi sicuramente sarà una strada in discesa d'ora in poi, però dateci il tempo di lavorare, dateci il tempo di studiare, dateci il tempo di organizzare per bene, perché le cose da fare sono molte. Tito, forse vuoi aggiungere qualcosa? Sì, parliamo sempre del governo precedente, ma dobbiamo ricordarci che nel governo precedente c'erano sia la Lega che Forza Italia. No, è entrato l'ultimo anno, non puoi dire che c'era la Lega. Al governo Draghi c'erano sia la Lega Sì. che Forza Italia. Fratelli d'Italia e Fratoianni erano gli unici all'opposizione. Detto questo, bisognerebbe anche cercare di capire il cortocircuito logico, per me incomprensibile, che è andato in onda in Europa negli ultimi giorni, dove la Commissione von der Leyen è stata votata dal PD e da Fratelli d'Italia, tra gli altri, mentre la Lega, il Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato contro. Questa è una cosa che io non mi sarei mai aspettato, evidentemente non è la stessa commissione, nonostante il nome e la sua presidente, che c'era nella legislatura precedente, però quello che è la mia impressione, poi sbaglierò naturalmente, è che il giochino si stia rapidamente rompendo. E questo, come dicevo prima, non certo per merito delle opposizioni, che non stanno facendo assolutamente nulla, ma evidentemente gli equilibri all'interno della maggioranza stanno iniziando a scricchiolare. Io vedo molti smartphone in movimento, ma sicuramente Alessandro ha qualcos'altro da dire. No, volevo intervenire un attimo su reddito di cittadinanza, se si può, per dire due, al di là dell'impianto in sé che non andava bene, ma soprattutto focalizzandomi su due aspetti. Uno, il messaggio che si è fatto passare, nel senso che, da come si capisce, uno va a lavorare perché ha la cultura del lavoro, perché con il messaggio del reddito di cittadinanza una persona può decidere di stare a casa, non va a lavorare e piglia il reddito. Quindi questo Ma non funzionava così. Non funzionava così. Questo non sta così. assolutamente in piedi, perché non nel mondo degli umani, ma addirittura nel mondo animale, qualsiasi animale deve procurarsi il cibo, deve darsi da fare, deve muoversi. Cioè è un concetto contro natura che uno prenda un reddito stando sul divano di casa. Quindi questo è aberrante e diseducativo, uno. L'altro aspetto per cui non andava bene era la modalità. Il reddito di cittadinanza è andato a sostituire quello che era il REI precedente, che è poi tornato, il reddito di inclusione, e io da sindaco posso testimoniare, sono stato sindaco nel mandato 2016-2021, quando c'era ancora il REI, che i contributi passavano per il comune, le assistenti sociali addirittura andavano a fare delle visite a domicilio per vedere la reale situazione economica dei beneficiari, per capire se erano dei furbacchioni o se effettivamente era una famiglia in difficoltà. Con il reddito di cittadinanza la domanda veniva mandata all'INPS a Roma e questo si prestava a dare soldi anche a dei truffatori e dei furbacchioni, che ovviamente si esponevano a reati di tipo penale, però intanto molti di questi hanno preso i soldi. Mi permetto solo di dire che, a parte che i reati di tipo penale, vi prego, non si può sentire, però al di là di quello... Scusa, se uno... reati di tipo penale è un obbrobrio, quindi lasciamo reati, punto. Però al di là di questo c'è anche il fatto che il reddito di cittadinanza non dava ovviamente i soldi perché la gente non lavorasse. Sì, è successo. Signora, lei non sa di cosa parla. È rimasto c'era 1 anno e mezzo di contributi in cui dovevano arrivare delle offerte. Queste offerte potevano essere rifiutate per 2 volte e alla terza veniva perso.
E poi si parlava, nel caso di gente che doveva anche pagare un affitto, di 780 euro al mese, non certo di cifre che permettessero a una persona di fare la bella vita alle spese dei contribuenti. Mi permetto solo di dire un'altra cosa e proprio mi taccio perché non voglio, cioè, dopo gli argomenti penso dovrebbero anche andare avanti, però c'è anche il fatto delle leggi di natura, gli animali che si... Sì, noi dovremmo esserci, con tutto il rispetto per il mondo animale che talvolta ci è molto superiore, noi dovremmo anche pensare al fatto che ci sono delle persone che per 10.000 motivi diversi non vogliono lavorare, non possono lavorare. E questo significa dar loro comunque una forma di sostentamento. Questo dovrebbe essere uno stato civile. Nel mondo, nello stato di natura, questa cosa non c'è. Quindi noi ci siamo, credo, evoluti già dal tempo di Thomas Hobbes, quindi sono passati 400 anni dalla concezione del mondo come stato di natura. Il reddito di cittadinanza c'è in tutta Europa, era una cosa che andava fatta meglio, su questo non c'è alcun dubbio, soprattutto nelle sue modalità e soprattutto nei suoi controlli, però non è che se c'è una qualunque forma di welfare c'è sempre il furbacchione che vuole prenderselo anche se non ha diritto, vanno fatti i controlli, non va certo abolita la forma di welfare. Chiudo solo l'argomento dicendo un appunto, noi ne abbiamo già parlato anche l'anno scorso di reddito di cittadinanza, quando stava diciamo per essere sospeso, come hai detto tu Tito, è una cosa che esiste in tutta Europa ed è verissimo, il problema è che qua in Italia non è stata pensata nella maniera giusta, ovvero, meglio ancora, gestita nella maniera giusta. Assolutamente. Perché i centri per l'impiego non erano in grado e capaci di gestire le situazioni, come ha detto anche Alessandro, e l'ha vissuto in prima persona con invece l'altra modalità, che è quella precedente, che adesso sembra tornata in auge, e capiremo, c'è solo bisogno di tempo, se effettivamente funziona o non funziona. E purtroppo, ripeto, quando si fa un cambiamento così importante e le istituzioni non sempre riescono a recepire le informazioni e a trasformarle in qualcosa di efficace. Mi spiace dire siamo in Italia, ma questo capita anche perché c'è una disorganizzazione molto spesso a livello statale. Passiamo al secondo argomento. Scusami una battuta, Sì. per come è stato impostato è sembrato quasi un voto di scambio, cioè votate noi e noi vi diamo i soldi. Beh, questo non è vero. Secondo me, adesso che il reddito di cittadinanza abbia avuto sicuramente un'applicazione sbagliata con, adesso non mi ricordo come si chiamavano, I tutor. Il Navigator. Il Navigator, abbiamo pagato anche che quelli. poi insomma forse è stato l'unico, gli unici posti di lavoro peraltro a tempo determinato che sono stati creati da quella legge. Il problema è stato che, per esempio, adesso tanto per dire, in Germania quando hanno applicato il reddito di cittadinanza, che c'è da molti anni, hanno ampliato gli uffici per la ricerca del lavoro, assumendo tantissime persone, ma assumendole e creando quindi una situazione di richiesta di lavoratori e di offerta di manodopera all'interno di questi uffici. In Italia questo non succede, non succedeva un anno fa, non succede nemmeno adesso. C'è un problema di comunicazione tra chi cerca lavoratori e chi si offre come lavoratore. Questo è il problema fondamentale. E se noi non risolviamo questo problema avremo sempre e comunque, perché lo sentiamo, Confindustria anche l'altro giorno diceva abbiamo bisogno di manodopera, ma se abbiamo bisogno di manodopera dobbiamo fare in modo che si incontrino la domanda e l'offerta. E questo ci sta un po' riuscendo il PNRR, perché attraverso i fondi del PNRR, sia dal punto di vista formativo, ne parlo perché vengo da questo settore, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista dei servizi per il lavoro, sta funzionando discretamente bene. Ma perché? Perché sta arrivando un grosso fondo economico e riusciamo finalmente a beneficiarne. Quindi
perché siamo obbligati a spendere quei soldi. Per fortuna, per dico io, quella roba per là. fortuna, perché così stiamo dando un qualcosa in più. Volevo dare giusto questa informazione in più per completezza. Andiamo avanti, sempre parlando di maggioranza, però questa volta e magistratura, quindi maggioranza e magistratura, due entità in conflitto. Vi do giusto qualche spunto a riguardo: processo Salvini, migranti in Albania, separazioni delle Camere dei giudici e magistrati. Partiamo da Wanda Pelizzari. Beh, io credo che sia un problema che va risolto, nel senso che purtroppo ci sono tanti magistrati che sono politicizzati e cercano in tutte le maniere di mettere i bastoni fra le ruote al governo. Ecco, io penso che invece ci deve essere una distinzione. Chi vuol fare il politico deve togliersi dalla magistratura. Abbiamo avuto degli esempi di persone che appunto erano magistrati, che hanno capito che erano invece più portati verso la politica, che si sono dimessi, e ha dimostrato questo fatto, insomma, che un grande senso d'onore. Parliamo, non so, di Casson e altri che si sono dimessi per fare il politico. Ecco, io credo che un politico deve fare un politico, il magistrato deve fare il magistrato. Dopo penso anche che ci sia una corrente tra questi magistrati che a me sembra tanto tutta di sinistra. Ecco, e mi domando in quale altro paese del mondo esista la magistratura politicizzata, che esistano delle correnti politicizzate. Ecco, penso che questo sia un problema che va risolto. Tito? Sul serio? Vabbè, allora faccio la mia parte qua. No, ma scontro tra politica e magistratura, non c'è nessuno scontro tra politica e magistratura, naturalmente. C'è lo scontro della politica che attacca la magistratura, e non parlo solo di questo governo, e non parlo neanche dei magistrati zeccherosse, visto che anche un governo sedicente di centrosinistra come quello di Matteo Renzi aveva avuto da ridire sui giudici. Il punto è molto semplice, e cioè che la politica, di qualunque forza politica parliamo, non può fare quello che gli pare. E c'era già, adesso non voglio proprio mandarla sul punto di vista storico e filosofico, però c'era già Montesquieu che parlava della separazione dei poteri, potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, che non significa che non possono incontrarsi, significa che si devono controllare a vicenda. E la questione del processo a Matteo Salvini, io sono molto contento che ci sia un processo a Matteo Salvini, perché penso che sia colpevole? No, perché un processo serve appunto non a stabilire la colpevolezza di qualcuno, ma a fare chiarezza su qualcosa. Quindi io sono molto contento che venga assolto, che venga condannato, non mi interessa neanche niente, però mi interessa che ci sia chiarezza, perché ovviamente una persona, se è ministro, non può fare quello che gli pare. Si parla della... Prego? No. Non quello che gli pare, scusa, difendeva i confini della... Ma lui dice di sì, qualcun altro dice di no, non sono io un giudice, e quindi aspetto che qualcuno decida se era legittimo quello che stava facendo. Se era legittimo, buon per lui, non è un problema mio. Ma al di là di questo, la separazione poi delle carriere, che è uno dei mantra di Forza Italia, in memoria di Silvio Berlusconi, è una buffonata, cioè non serve a niente. Il fatto che dei giudici, cioè la magistratura, lo spiego un attimo rapidamente, è divisa fra magistratura inquirente, i cosiddetti PM, e magistratura giudicante, i giudici propriamente detti. Quello che vorrebbe fare Forza Italia con questo governo è dire: se tu sei un giudice inquirente non puoi passare alla magistratura giudicante e viceversa. Questo è un'emergenza che non esiste, sia perché Paolo Borsellino, giusto per dirne un nome, o Giovanni Falcone, tanto cari alla Premier Giorgia Meloni, hanno fatto esattamente questo, ma sono passati dall'inquirente alla giudicante e viceversa, ma anche perché i giudici che lo fanno sono un numero esiguo. Io adesso non ho i dati precisi, ma si parla dello 0,% all'anno. Questo significa che si crea una emergenza dove non c'è, e la paura è che creare due magistrature divise, che significa due consigli superiori della magistratura divisi, significhi indebolire la magistratura e poterla mettere, si spera di no naturalmente, però poterla mettere potenzialmente sotto il controllo della politica. E Tanderella?
Beh, direi che Tito ha detto tutto. Io ritengo che al di là appunto del processo a Salvini, di cui ha già parlato Tito, la questione Albania è una questione già evidentemente borderline rispetto ai meccanismi legali europei. I magistrati non hanno fatto altro che chiedere alla Corte europea di chiarire la posizione, perché anche su questo noi abbiamo un meccanismo verticistico per cui le leggi nazionali stanno sotto alle leggi europee. Quindi se c'è una legge europea che tra le sue varie cose dice anche quali sono i paesi sicuri e i paesi non sicuri, e se si possono fare questi trasferimenti tra l'altro fuori dall'Europa, io credo che i giudici abbiano fatto molto bene a chiedere chiarimenti, hanno chiesto solo chiarimenti. Sono diventati vittima di un battage pubblicitario da parte del governo, perché hanno in qualche modo bloccato per il momento la questione Albania, ma veramente noi pensiamo che dei giudici, invece che applicare le leggi, si mettano ad andare contro un governo? Cioè, questo è quello che noi pensiamo della nostra magistratura? Cioè, e per rispondere anche a quello che diceva la signora Pellizzari prima, negli Stati Uniti d'America ci sono le correnti all'interno del meccanismo giudicante. Ci sono e Trump l'altra volta ne ha utilizzato gran parte per poter avere i giudici dalla sua parte. Purtroppo è così, siamo esseri umani e non è che possiamo impedire a un giudice di pensare. Il problema è che noi dobbiamo pensare che il giudice, quando sta facendo il suo mestiere, sta applicando le leggi. Ecco, appunto, lo deve applicare. E questo è quello che è stato fatto. Questo è quello che è stato fatto. Quando arriverà la risposta dall'Europa sulla questione albanese, sapremo esattamente che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Ma non è il giudice cattivo, è chi fa male le leggi che è cattivo in questo caso, perché è stato deciso di spendere una barcata di soldi in un posto dove forse questa cosa non si poteva fare. E è stato deciso che queste persone andavano prese da una nave, messe su un'altra nave, portate in Albania, perché in Albania gli facessero le visite mediche che si potevano fare serenamente in Italia allo sbarco. Ma era un deterrente quello, perché se tu pensi, tu che devi partire dall'altra parte del mondo, se sai che vuoi venire in Italia, sai che non vieni in Italia, prima di venire in Italia vai in Albania, dove lì c'è un centro che ti analizzerà se tu sei veramente meritevole o hai tutte le caratteristiche per essere un rifugiato. Quindi se uno è un deterrente, uno dice ma aspetta un attimo, perché sennò tutti in Italia, invece no, non passi per l'Italia, vai prima in un paese dove Quanti? In che senso quanti? Cioè, quanti ne mandiamo in Albania? Teoricamente. Adesso io... La legge prevista, la norma prevista dal governo, quante persone di quelle che arrivano in Italia con i barconi, senza barconi, quante persone sarebbero state mandate in Albania? È appena partito il progetto. Il progetto non lo so, aveva dei numeri precisi. Sì, adesso in questo momento non li ho e non ho neanche il telefonino per guardarli. No, però, tipo 3.000? Non lo so adesso, ma comunque, siccome è un progetto che poi è stato copiato in tanti altri paesi. Cioè, da chi è stato copiato? Beh, insomma, ce l'hanno approvato tutti, No, non ce l'hanno approvato. Hanno detto, vabbè, state facendo questa cosa, sì, provate, non approviamo, provate. Insomma, poi mi permetto, scusate, di aggiungere anche una cosa proprio per completezza di informazione per chi ci segue.
Non è vero che diciamo, il potenziale richiedente asilo va in Albania. In Albania, ed è il motivo per cui dopo... Lui crede di venire in Italia, ma invece non viene in Italia, va direttamente in Albania, per cui l'Albania potrebbe avere anche il diniego poi di essere portato in Non Italia. è esattamente così. io l'ho In letto. Albania ci dovrebbero andare, dopo ovviamente se ci vanno e si fanno andata e ritorno e non stanno là neanche una settimana. Comunque ci dovrebbero andare le persone, ed è il motivo per cui la questione dei paesi sicuri è molto importante, le persone destinatarie di una procedura accelerata. Adesso spero di dirlo, Di frontiera. Non è- però accelerata. Questo significa che dovrebbero andare là le persone che GPR. arrivano, scusate, dopo lascio la parola, le persone che arrivano dai paesi considerati sicuri, che quindi non hanno diritto, diciamo, a priori a una richiesta d'asilo e quindi devono dopo essere rimpatriati eventualmente. Poi i rimpatri non ci sono lo stesso, Albania o non Albania, l'Italia non rimpatria nessuno praticamente. Non è detto. No, questo lo dicono i numeri, ecco, questa è la realtà dei fatti perché costa un sacco di soldi, quei soldi non ci sono e non viene rimpatriato praticamente nessuno. Però in Albania dovevano andarci esclusivamente, sempre che ci vada qualcuno, quelli che erano, diciamo, già pronti, se vogliamo semplificarla, per essere rimpatriati, non chiunque. Ma non sarebbero stati rimpatriati direttamente dall'Albania. Dovevano tornare in Tornare Italia. in Italia e essere rimpatriati, ovviamente, se il paese di provenienza è sicuro e se ci sono i patti di reciprocità. Se non Perfetto. ci sono i patti di reciprocità, non si possono fare. Chiudiamo il cerchio con Alessandro Bizza. Beh, intanto l'iniziativa del governo del centro in Albania serve anche per garantire a chi viene accolto in Italia maggiori risorse. In Albania vengono mandati i migranti che sono in condizioni non vulnerabili. Cosa vuol dire? Cioè non vanno le donne, non vanno i bambini, non vanno i malati, vanno quelli che sono in condizioni di buona salute e che provengono dai cosiddetti paesi sicuri. Poi anche qua si apre una parentesi perché per il governo alcuni paesi erano sicuri e in realtà alcuni sono stati ritenuti non sicuri. Comunque al momento abbiamo 19 paesi che sono ritenuti sicuri e quindi quelli poi sono destinati eventualmente a rimpatrio con procedure più veloci e con una modalità che deve fungere anche da deterrente. Volevo dire, per quanto riguarda Salvini, giudicherà la magistratura, come è giusto che sia. La colpa però non deve ricadere tutta su Salvini perché il 5 agosto del 2019, proprio durante i giorni in cui la nave era ferma, il Senato approvò il cosiddetto decreto sicurezza bis, quindi un decreto che diede al governo il potere di vietare l'ingresso delle navi. Quindi se c'è una corresponsabilità va condivisa anche con l'allora Governo Conte. Presidente Sì. del Consiglio Conte, con il Ministro dei Trasporti Toninelli. Poi è vero che il TAR impugnò e sospese e Salvini continuò, diciamo, per alcuni giorni, quindi su questo verrà processato, però non è stata un'iniziativa, se vogliamo dire, totalmente di Salvini, ma è stata un'iniziativa, quella dei cosiddetti porti sicuri, che era condivisa da tutto il governo. Sull'ambito della separazione delle carriere tra inquirenti e giudicanti, io credo che sia una riforma che se ne parla da decenni, tantissimi anni. di ordinario buonsenso, perché c'è chi come PM dopo c'è il cambio di carriera, quindi uno inizia a seguire un caso come PM e poi magari finisce come giudice. Lo stesso caso. Ma lo stesso caso no, Ah, ok. però voglio dire che i PM e i giudici possano essere compagni di merende, di caffè, di domeniche assieme, di gite al mare, Poi questo voglio dire, se si pensa di dividere le carriere, Andranno lo stesso in gita al mare insieme. no, credo che sia un qualche... Ma no, ma non lei credo che sta, sia un no, problema, no, lei sta no? dicendo un'assurdità, andranno lo stesso in gita No, al l'ha mare. detto lei. Dico che non vedo assolutamente nulla di male nel fare questo perché si cerca di garantire quantomeno la forma.
Sì, e sì, anche ma la viene sostanza. raccontata come un'emergenza e Ma non riguarda è 4 un'emergenza. gatti. Beh, 4 gatti o Ma che 5 siano gatti, 4 gatti. No, non c'entra no, beh. niente, è la forma, non c'entra il cibo, non c'entra il numero, è la legge. Cioè, non riesco a Non è il capire. numero. Io capisco benissimo il senso di questa legge, perché mi pare una legge, cioè, Naturale. un'indicazione di assoluto buonsenso. Buonsenso, certo. Non riesco, come forma mentis, a capire come si possa essere contrari. Cioè, cosa può esserci di contrario a un provvedimento che va in una direzione di buonsenso? Non riesco a capire. Perché il buon senso è una cosa che è strettamente personale della persona che sta ragionando su questa cosa. Il suo buon senso è diverso dal mio buon senso. Su questo penso che non abbiamo dubbi. Quindi siamo d'accordo su una cosa, che il buon senso non serve nel momento in cui devi legiferare. Questa è un'opinione. Andiamo avanti perché abbiamo parlato tantissimo della maggioranza. Il buon senso non serve quando bisogna legiferare. Andiamo a parlare adesso Evidentemente. dell'opposizione a Gli livello ascoltatori si faranno nazionale. un'idea di queste affermazioni. Opposizione a livello Senza nazionale, alla luce dei recenti risultati delle elezioni regionali, li abbiamo visti tutti, ha senso un campo largo, cioè quella che è chiamata un'alleanza delle sinistre? Partiamo da Etta. Beh, certo che ha senso. Ha senso, stiamo parlando del Veneto, giusto? No, a livello nazionale. Ah, a livello nazionale, scusa. Ha molto senso. Abbiamo visto quello che siamo riusciti a fare in Sardegna, quello che siamo riusciti a fare in Emilia-Romagna, che io sarei anche un po' stufa di sentirmi dire, beh, l'Emilia-Romagna è ovvio, ogni elezione ha una storia a sé e niente è ovvio e scontato in una tornata elettorale. Abbiamo visto quello che è successo in Umbria e abbiamo visto anche purtroppo quello che è successo in Liguria. Quindi nell'evidenza dei fatti un campo largo costruito non a forza, costruito su dei punti chiari di confluenza, di ragionamento e di programma, io credo che si sia dimostrato assolutamente valido. Alessandro? Allora, sicuramente da un punto di vista estremamente pragmatico, se la sinistra vuole avere una speranza di andare al governo alla fine di questo mandato, è quella di unirsi. Su questo non c'è dubbio, perché se vanno divisi sono perdenti in partenza. Ma mentre nella coalizione del centrodestra ci sono delle divisioni importanti, perché basti vedere che in Europa i 3 partiti della maggioranza di centrodestra fanno parte di 3 coalizioni europee diverse, quindi sono votano alleati in diversamente. Italia ma sono in compagini diverse in Europa. Nonostante questo però i partiti del centrodestra hanno differenze minori al loro interno, e lo dimostra anche la coesione del governo, che qualcuno mette in dubbio, ma voglio dire, con le parole si può dire tutto il contrario di tutti, ma di fatto abbiamo un governo che sta lavorando coeso. Le differenze invece nell'ambito della sinistra sono molto più profonde, quindi se la sinistra vuol vincere deve unirsi, però un'unità deve essere fatta non solo come matrimonio di interessi per raggiungere un obiettivo, ma siccome quando si vince poi bisogna governare, e governare un paese non è cosa facile perché le decisioni ricadono su noi cittadini, credo che la sinistra abbia molto da fare in questi 2 anni che ci aspettano prima di avvicinarsi alla fine di questo mandato, per creare veramente un aggregato, creare veramente dei punti comuni. Banda? Sì, anch'io sono assolutamente d'accordo. Beh, a parte che non è un problema mio e auguro al campo largo È un problema nostro se vincono, signora. No, ma non Come cittadini. Ecco, appunto, ma abbiamo visto, scusa, la risata non era così tanto per fare, però un campo largo sono affari vostri, lo farete, ma mi sembra di aver visto in questi ultimi tempi una serie di discussioni anche molto accese su idee completamente diverse, che mi pare una cosa veramente
molto difficile da attuarsi, però affari vostri se riterrete opportuno farlo. È certo che uniti si vince e probabilmente avete capito che se andate da soli non otterrete nessun risultato. Sarà molto difficile perché le vostre anime, come noi abbiamo dimostrato di avere, sì, siamo di praticamente idee diverse, ma che comunque hanno un minimo comune denominatore perfetto. Voi non ce l'avete, continuate a discutere, anche in maniera molto accesa, per cui mi lascia molto perplessa, però ripeto, non è un affar mio, vi auguro un buon lavoro. E chiudiamo il giro con Tito. Ecco, no, io spero che il plurale usato dalla signora non comprendesse anche me, perché io con una certa gente del centro-sinistra gradirei non avere niente a che fare. Ecco, ma al di là di questo, quindi vorrei mettere questa precisazione. Ma il campo largo, spiegate qual è? No, spiegate, io proprio col campo largo non c'entro proprio ecco, niente. bene. Ecco, grazie. Comunque, al di là di questo, io credo che bisogna capire che cosa è successo in Liguria, e cioè che è stato candidato Andrea Orlando, che oltre ad avere il carisma di un termosifone è anche espressione del vecchio PD, e cioè è proprio un candidato storico del Partito Democratico e quindi per niente interessante per le altre forze in campo. Quello che è successo in Sardegna e soprattutto quello che è successo in Umbria è stata la scelta di due candidate, Todde e Proietti, che sono la sintesi di due forze politiche, PD e Movimento 5 Stelle, con l'aggiunta di AVS, che comunque a livello regionale si è dimostrata molto più irrilevante di quanto perlomeno io mi aspettassi, e quindi il punto non è aggiungere voti, è il motivo per cui non aveva senso aggiungere Renzi in Liguria. Non è che in politica se uno somma diventa una... No, al di là di quello che dicevi tu, proprio facevo io un discorso mio personale, perché chi diceva tiriamo dentro Renzi, tiriamo dentro Calenda, sì, tra un po' non lo so chi è che si aspettino di tirare dentro chiunque, è come se fosse una somma aritmetica. No, bisogna cercare di trovare un candidato che sia espressione di tutti. E il sindaco di Genova, il cui nome è Bucci, se non sbaglio, che ha vinto le elezioni in Liguria, era la sintesi delle forze di centrodestra. Giusto o sbagliato che sia, piaccia o non piaccia, però non è che fosse invotabile per un elettore dei 5 Stelle perché doveva votare Orlando. Cioè, era proprio il candidato sbagliato, non la strategia sbagliata. Ma se posso, la Liguria è un caso molto particolare, perché in Liguria Grillo ha fatto un lavoro molto, molto interessante dal suo punto di vista sui 5 Stelle, e i 5 Stelle non sono andati a votare, non hanno votato Bucci, ma non sono andati a votare Orlando, e questo è chiaramente un esempio di quello che diceva prima la signora Pellizzari, cioè stiamo sempre continuamente discutendo. Io vorrei però farvi un esempio assolutamente personale. Io tra 4 giorni compio 39 anni di matrimonio. Complimenti. Congratulazioni, congratulazioni a me e soprattutto a mio marito, ovviamente. Ma per dirvi, prima che io uscissi di casa, con mio marito abbiamo avuto una discussione particolarmente intensa sulla Georgia, quella indoeuropea, non quella americana, e io e mio marito discutiamo con grande veemenza, devo dire la verità, alcune volte, non siamo mai arrivati alle mani ovviamente, ma cioè, siamo due creature abbastanza, e nonostante questo siamo 39 anni che siamo sposati, quindi discutere non fa male. Discutere fa bene, certo. Discutere fa molto bene, e io sono convinta che le discussioni che ci sono adesso attorno al centro-sinistra, che ci sono dentro al centro-sinistra, ci faranno molto bene, e devo dire, non perché sono iscritta al PD ed eletta nelle liste del PD, ma perché conoscevo la Schlein anche prima. Devo dire che trovo molto brava la segretaria del PD quando dice dobbiamo discutere e dobbiamo trovare
degli argomenti che ci accomunano, perché nel momento in cui troviamo gli argomenti che ci accomunano, troviamo anche quello che diceva Tito prima, troviamo anche il candidato o la candidata giusta, e questo succederà, me lo auguro, anche nelle prossime tornate elettorali. Prima della pausa pubblicitaria vi do 15 secondi a testa per rispondere a questa velocissima domanda. Secondo voi bisogna rottomare nuovamente il PD? Partiamo da Tito. Ma vabbè, cambiano i nomi, è sempre la stessa cosa. Io rottamerei Elly Schlein. Etta? Vabbè, io ho appena detto che la amo, quindi... Quindi andiamo su banda. Anch'io rottamerei. Buttare via tutto. E per ultimo Alessandro, rimani indifferente. Sì, non mi esprimo, Non ti appassiona questa non mi domanda? appassiona. Bene, allora Anche se c'è da dire forse che la Schlein comunque nel breve periodo inquietava di più. Si sta forse un po' stabilizzando e comunque il PD è il secondo partito in Italia, quindi sta anche raccogliendo qualcosina. Bene, allora chiedo alla regia di mandare questa pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate qui con noi. Rieccoci in studio, in diretta, e come sempre è arrivato il momento della rubrica Scomodo contrasto di Tito Borsa e il suo monologo. Autonomia sì, autonomia no. Sembra una canzone di Elio e le storie tese, ma è il tragicomico spettacolo che è venuto fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto a pezzi una delle riforme cardine del governo Meloni, soprattutto per la Lega di Matteo Salvini e Luca Zaia. Senza adesso entrare nel merito delle criticità rilevate dalla consulta, di cui proprio oggi sono arrivate le motivazioni, vi basti sapere che in una legge di 11 articoli sono state rilevate 7 ragioni di incostituzionalità e 5 interpretazioni conformi, cioè interpretazioni che sono necessarie affinché la legge sia compatibile con la Costituzione. Di fronte a una legge, quella sull'autonomia differenziata, che di fatto è stata completamente svuotata e che dovrà essere quasi del tutto riscritta, ci si chiede che cosa avesse da festeggiare il presidente del Veneto Luca Zaia il 15 novembre, quando sui social ha pubblicato un video dal titolo «L'autonomia è costituzionale». Intervistato poi dal Corriere nei giorni successivi, Zaia ritiene che il ministro Roberto Calderoli, tra gli autori della legge sull'autonomia, abbia fatto, cito, un ottimo lavoro, nonostante le criticità evidenziate dalla Corte Costituzionale. Il presidente del Veneto aggiunge poi: se la consulta avesse voluto bocciare la legge lo avrebbe fatto, se non è avvenuto è perché la ritiene in linea con il dettato della Costituzione. La verità però è ben diversa dalle parole di Zaia. Se è vero che la legge di per sé è ancora in piedi, è anche vero che è stato fatto a pezzi gran parte di quello che contiene. Cioè, provate a immaginarvi di ordinare un prodotto online. Lo ricevete a casa in una confezione bellissima, curatissima e anche molto elegante. Siete molto contenti, anche l'occhio vuole la sua parte, poi però aprite quel meraviglioso contenitore e trovate il prodotto che avevate ordinato completamente distrutto. Beh, non vi basta la confezione integra, no? Ebbene, con l'autonomia è la stessa cosa. La Corte Costituzionale ha lasciato intatta la confezione, ma ha raso al suolo gran parte del suo contenuto, che ora dovrebbe essere ricostruito, si spera in meglio, dal Parlamento. Nel frattempo, sull'autonomia pende un'altra spada di Damocle, ossia il referendum abrogativo che ha raccolto più di 1 milione di firme, nonostante ne fossero necessari 500.000. Su questo si dovrà esprimere la Cassazione, nonostante il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che evidentemente nel tempo libero si diletta in previsioni del futuro, abbia dichiarato: no, il referendum non è più proponibile. Ed è possibile che il referendum sia comunque ammissibile, visto che vorrebbe cancellare una legge in toto, agendo prima di tutto sul contenitore e poi, scusate, di conseguenza sul contenuto, per tornare alla metafora del pacchetto di prima. Anche Zaia, nell'intervista al Corriere di cui parlavamo, ha deciso di esprimersi sul referendum, forse credendosi non più il Doge, bensì il Vate, l'oracolo di Conegliano. Il testo della legge sarà cambiato, cito, e quindi verranno meno i presupposti per chiedere di abrogarla. Non temiamo nessuna consultazione, se non si farà potremo dire che si saranno risparmiate delle risorse. Peccato che il presidente emerito della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha sintetizzato in modo molto efficace le sorti della legge sull'autonomia. Cito: doveva contenere una bomba che avrebbe minato l'unità dello Stato e ora non contiene più neppure un petardo.
Il ministro Matteo Salvini ha nel frattempo dichiarato che sull'autonomia non vede nessun problema e qui ricorda tanto quel soldato che chiuso nel bunker non si era accorto che nel frattempo la guerra era finita. Il centrodestra, soprattutto la Lega, bozza di fronte a quello che non si può certo celebrare come un successo. È vero che la consulta è intervenuta su questioni piuttosto tecniche e non sull'impianto della legge nel suo insieme, ma ci si era affidati a un duo d'eccellenza come Roberto Calderoli e Sabino Cassese per scrivere questa legge, poi è bastato poco per svuotarla dal suo interno. Un costituzionalista che non è certo una zecca rossa come Michele Ainis qualche settimana fa ha usato un'altra metafora per spiegare l'intervento della consulta. Ainis ha parlato di uno zombie. Il corpo rimane intatto, ma l'interno, come abbiamo già detto, è stato completamente svuotato. L'impressione che si ha è che questo governo si stia un pochino arenando. L'esecutivo era nato su 3 riforme strutturali, ciascuna delle quali era la bandiera di uno degli azionisti. Riforma della giustizia e separazione, come dicevamo prima, delle carriere di giudice e PM per Forza Italia, autonomia differenziata per la Lega e premierato per Fratelli d'Italia. Se uno di questi pilastri viene meno è possibile che si porti nell'oblio anche tutti gli altri. Questo significa che cadrà il governo Meloni? Difficile a dirsi, visto che è molto concreta l'ipotesi che l'esecutivo possa rimanere in piedi fino alla fine della legislatura vivacchiando, come sta facendo in questi mesi. Ma è difficile che la Lega, una volta perso il sogno dell'autonomia differenziata, sia mosso da uno slancio di altruismo e decida comunque di appoggiare le riforme tanto care a Forza Italia e a Fratelli d'Italia. È evidente che la bocciatura di alcuni punti della legge sull'autonomia da parte della consulta è un duro colpo per il governo, specialmente per il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che nel 2022 a Pontida prometteva: se non ci sarà l'autonomia, in discussione il governo. Beh, se ci fidassimo di Salvini inizieremo a cantare il De Profundis del governo Meloni, ma probabilmente, come ogni volta in cui si parla di Salvini, le cose andranno diversamente. Volevo sapere cosa ne pensa Etta. Devo dire che sono piuttosto d'accordo con questa disamina. Sono profondamente d'accordo sul fatto che cadendo uno dei 3 punti di forza che, come dicevamo prima, devono tenere insieme delle forze politiche diverse, perché sono forze politiche diverse, probabilmente diventerà molto più difficile soprattutto arrivare al premierato. Mi pare che la strada sia piuttosto in salita e per fortuna, dico io, dal mio punto di vista. Purtroppo devo essere d'accordo con Tito sul fatto che quello che dice Salvini non è mai credibile, quindi non possiamo cantare il De Profundis. Anzi, si è allungata la vita del governo probabilmente, Esatto. conoscendo il soggetto. Alessandro? Beh, quando a una trasmissione qui, non so se era 1 anno fa, 2 anni fa, insomma all'inizio del cammino di questo governo, parlando proprio dell'autonomia differenziata, mi ricordo di aver detto che alla fine la montagna partorirà il topolino. L'anno scorso, sì. Per dire che questa riforma andrà in porto, ma non andrà in porto come era stata pensata all'inizio, ma molto Modificata. depotenziata. Quindi alla fine avranno vinto tutti, avrà vinto la Lega che avrà attuato il federalismo, avranno vinto anche quelli che, diciamo, hanno messo in atto tutte le misure per cui questa riforma non sia una riforma che possa dividere l'Italia o creare disuguaglianza fra le regioni, ma che sia inserita all'interno di un contesto di unità nazionale garantito. Quindi credo che alla fine, insomma, questo percorso vedrà la luce e la vedrà in questo senso. Pertanto non ci saranno scenari che decade il progetto di una delle 3 parti e quindi non verranno attuate le altre, eccetera. Questa riforma arriverà in fondo, arriverà con tutte le garanzie del caso e il resto andrà avanti anche tutto il resto. Ci sarà anche il referendum. Ma non è Ci detto sarà il referendum. perché questa riforma non prevede, è prevista dalla Costituzione, quindi Esatto, non è un regalo che ci fanno, eh. No, però qualunque legge può essere abrogata tramite referendum. può raccogliendo essere abrogata, 500.000 ma non firme. serve il referendum confermativo, perché No, no. si parla di referendum abrogativo. State raccolte talmente tante Anzi, firme. molte più di 500.000 firme.
Sì, che è un referendum, tra l'altro con un quorum difficilmente raggiungibile, forse questo è il vero problema che abbiamo qua in Italia. Beh, Può insomma. succedere, ma Ma non è io detto. vedendo Visti- un Vedendo milione il di numero di firme firme. raccolte in un mese, penso che sia un problema molto Ma sentito. bisogna anche onestamente vedere quando questa legge dell'autonomia differenziata, che poi è una legge che verrà calata per i singoli casi, quindi per il Veneto ce ne sarà una, Esatto, per la ognuno può chiedere Lombardia quello che vuole. ce ne sarà un'altra, non è detto che sia una legge che rovina il paese, può essere anche che una volta testata possa dare la possibilità Certo. alle regioni che sanno utilizzare meglio risorse di essere più performanti senza togliere nulla agli altri. È l'impianto, Un'opzione. l'idea di questa legge è quella di dare la possibilità a chi è tutti. capace di fare meglio di fare Esatto, meglio esatto. e chi preferisce invece affidarsi alla centralità dello Stato di continuare a affidarsi alla centralità dello Stato. Sto semplificando in maniera magari Sì, brutale, chiarissima. No, è chiaro. ma non è un obbligo. Se io me la sento perché sono consapevole che posso fare meglio, provo a faccio a fare meno, meglio, certo. e se no rimango come sono, non deve togliere nulla a nessuno. Quindi, Sì, ma per il non è- momento è stata dichiarata incostituzionale in gran parte. sì, Questo al di là del fatto che possa piacerci Perché o meno, probabilmente non è proprio vero che non toglie niente a nessuno. per come è stata. Sentiamo cosa dice Wanda. Ma io dico che comunque sia l'autonomia noi l'avremo, qua su questo non c'è ombra di dubbio. Siamo disposti a fare le modifiche che ci vengono chieste, sono già in atto comunque le modifiche che non portano nessuna qualche differenza, ma alla fin fine quello che rimane, il fatto di avere l'autonomia rimane. Poi voglio anche... Scusa la caramella, voglio anche confermare che non è obbligatorio, ognuno la può chiedere nella maniera in cui vuole, per cui la famosa, la tanto, oddio, dividerà il paese, ma non è vero niente. Io ho mio figlio che vive in Trentino Alto Adige, si trovano ben da Dio, non cambierebbero mai, per cui chi è in grado, chi sa di essere in grado di gestire bene le proprie risorse, non avrà nessun dubbio ad accettare l'autonomia. Chi invece avrà paura di non saperlo fare non la chiederà, ma non c'è che se uno non la chiede poi diventerà il paese lasciato per strada, non viene lasciato per strada nessuno, per cui l'autonomia sta già andando avanti, tutti siamo disposti a fare le modifiche che ci vengono richieste e sono convinta che molto presto andrà in porto. Bene, allora abbiamo il nostro ultimo argomento per questa serata, regionali in Regione Veneto. Chi vorreste candidare e perché? Partiamo da Alessandro. ma io non vorrei dire chi vorrei candidare, più che altro vorrei fare una breve analisi, perché come l'Emilia Romagna è più in mano alla sinistra, anche se qualcuno magari il centrodestra, il Veneto vedrà sicuramente o quasi certamente un governatore del centrodestra. Bisognerà capire invece come si muoveranno i partiti, perché qui è veramente una partita a scacchi abbastanza complessa, perché abbiamo Fratelli d'Italia che dice siamo il primo partito in Veneto, quindi ci spetta il governatore. La Lega che dice il Veneto è la nostra roccaforte, quindi al di là del fatto che quasi certamente non sarà più Zaia il candidato, ma la Lega è disposta al tutto per tutto, è la linea del Piave per la Lega, il Veneto, e quindi ad avere un proprio governatore. E poi abbiamo Forza Italia che schiera comunque un cavallo di razza, passatemi il termine, Tosi, che sicuramente ha le competenze per tutto il suo curriculum, fra cui anche assessore regionale, per fare il governatore. E poi ci sono i giochi di palazzo, perché il governatore non si sceglie in Veneto, ma viene scelto a Roma. Quindi a Roma per la Lega c'è Salvini e il suo entourage, e bisognerà anche capire cosa è disposto a cedere Salvini. Cioè mi prendo come Lega il Veneto in cambio di 5-6 regioni del sud a Fratelli d'Italia, perché noi vogliamo il Veneto, può essere un'ipotesi. Oppure voglio tenermi la Lombardia e sono disposto a cedere il Veneto sulla testa dei veneti. E quindi questo cambierebbe completamente lo scenario. Qui entrano in gioco questioni romane che vanno al di sopra di quelle che sono poi le dinamiche locali. Altro scenario è quello
che nel centrodestra non se lo augura nessuno, che la Lega nel caso di una forzatura da parte magari di Fratelli d'Italia possa fare una corsa solitaria, e questo potrebbe aprire anche scenari inediti, perché potrebbe rimettere in pista anche un centro-sinistra che in questo momento sarebbe fuori, diciamo, dalla possibilità di vincere con un centrodestra unito. Però può succedere tutto il contrario di tutto, siamo anche a questo punto nella fantapolitica. Però io lo voglio un nome da parte tua. Chi candideresti se tu avessi la possibilità di decidere in autonomia? Ma Fratelli d'Italia ha nel senatore De Carlo una persona qualificata, è un bellunese, uno che conosce i problemi della montagna che rappresentano per il nostro territorio. Io vengo dalla provincia di Treviso, sono anche un po' di parte, siamo ai piedi della montagna, quindi un territorio comunque fragile, un territorio importante, un territorio che ha opportunità anche da un punto di vista turistico, e sta facendo un'importante esperienza al Senato, anche alla Commissione Agricoltura, quindi quello potrebbe essere un valido candidato. In Fratelli d'Italia circolavano voci anche sulla Donazan, ma la sua recente, diciamo, elezione certo, diciamo, in Europa credo che l'abbia introdotta ormai in un altro ambito, pertanto questo potrebbe aprire le porte al senatore De Carlo, ma voglio dire, questo è un semplice e umile parere. Dal partito non è trapelato nulla, se non che il centrodestra vuole correre unito e mettere in campo il candidato migliore, quindi questa è una mia personalissima idea. certo, questo volevo, grazie Alessandro. Sì. Banda? Intanto, prima di tutto, dobbiamo confermare che Luca Zaia è stato il miglior governatore che ci sia mai stato. Non credo che ci sarà la possibilità per lui di avere il terzo mandato, per cui dobbiamo veramente pensare a quello che sarà il suo successore. Ma io penso che se dovesse esserci ancora il potere al Veneto, anche Mario Conte non è male, è un nome che trovo ottimo. Se fosse per il Fratelli d'Italia, anch'io penso che De Carlo sia una persona che potrebbe veramente con onore sostituire il nostro grande Zaia. Poi come Forza Italia credo che abbia delle buone possibilità e che potrebbe essere un ottimo governatore Flavio Tosi. Ecco, io questi tre nomi li vedo in alternativa, uno per partito, quelli che potrebbero essere. Teniamo conto sempre che in Veneto comunque sia Fratelli d'Italia è il primo partito, ma teniamo sempre presente che Forza Italia è il secondo partito, quindi non è più la Lega il primo partito veneto, è Veneto sicuramente, però teniamo conto che ci sono anche questi numeri che sono risultati dalle ultime elezioni, per cui insomma ci sono tutti e tre i partiti del centrodestra che hanno comunque la possibilità di arrivare ad essere governatori e tutti e tre hanno comunque un ottimo nominativo per poter fare un'ottima corsa. Sono d'accordo che appunto si decide tutto a Roma, quindi ci saranno, come diceva prima il mio collega, che lì ci sarà da decidere. Insomma, se io ti do il Veneto, tu mi dai la Lombardia, ci saranno degli scambi da fare. Io mi auguro che in Veneto ci siano uno di questi tre personaggi che ho appena detto, dopo tutti sono bravi, vedremo. Bene, grazie. Aggiungo anche che qualcuno mi ha ventilato, questa l'ho sentita, non dico al bar, in ambienti un po' più, diciamo, attendibili, che Forza Italia sta alzando la posta per accaparrarsi quantomeno l'assessorato alla sanità per Tosi. Quindi chiedo la presidenza per avere poi almeno quello. Ma staremo a vedere, magari sì, perché i nomi ancora in una non ci futura sono. Puntata fra un paio d'anni, un anno e mezzo. Anno, un annetto, dai. Si inizierà a parlare più seriamente fra un annetto. Etta? Ovviamente non farò nomi. Io credo che ci siano due donne in questo momento in regione, consigliere regionali, che hanno entrambe un bel modo di fare politica, che a me piace molto, quantomeno. Come dicevo prima,
le elezioni regionali e comunque le elezioni locali si vincono, si perdono prima di tutto sull'unione delle forze in campo, e quindi io mi auguro che si riesca davvero a fare un ragionamento molto ampio delle forze del centro-sinistra, e appunto vedrei molto bene una di queste due donne che io ho in mente. Stiamo parlando di centro-sinistra? Ovviamente sì, Ok. ovviamente sì, cioè non vedo perché non possa essere contendibile una regione come il Veneto, ma come qualunque altra, come dicevo anche prima rispetto all'Emilia Romagna, è stato molto fastidioso sentirsi dire beh tanto, e altrettanto credo che sia fastidioso stabilire oggi che inevitabilmente la sorte del Veneto sia stare nelle mani della destra o del centrodestra. Mi sembra che i risultati di Zaia non siano poi così eclatanti. L'ultimo bilancio regionale è stato una mezza tragedia perché, insomma, diciamo, non sono riusciti a far quadrare i conti per miracolo, quindi direi che problemi nel Veneto ne abbiamo tanti, senza a tutti i costi citare sempre la fantomatica pedemontana che ha mangiato miliardi, ma veramente ne abbiamo tanti, quindi io penso che il Veneto sia contendibile e che il centro-sinistra potrà fare un buon lavoro. E finiamo il giro con Tito. Sì, prima di tutto vorrei anche evidenziare il fatto che, come diceva Ete, probabilmente finita l'era Zaia diventa una regione contendibile il Veneto, perché io sono convinto che il plebiscito del 2020, poi c'era anche la questione Covid, eccetera, però l'abbia vinto Zaia, non l'abbia vinto il centrodestra o la Lega. E quindi se si toglie di mezzo Zaia, che al di là delle questioni legali, io penso che una persona può essere anche la più brava del mondo, dopo 3 mandati deve dare il posto a qualcun altro, al di là di questo non è detto che vada al centrodestra. Per quanto riguarda le opposizioni, io so chi non vorrei. Ecco, io non vorrei sentire dei nomi come Alessandra Moretti o Arturo Lorenzoni di nuovo, che saranno delle bravissime persone, io non lo metto in dubbio. La Moretti Però, è in Europa e credo che stia certo, benissimo. però io me la ricordo quando è stata candidata nel 2015 e Lorenzoni che presentava l'Artur per quando andava in giro facendo il gioco di parole col suo nome. Cioè, delle candidature che era evidente, ripeto, saranno delle bravissime persone, io non parlo di questo, però era evidente che erano perse in partenza. Io vorrei che dalle opposizioni, vedendo che Zaia non è più in gioco, si facessero dei nomi credibili, delle campagne elettorali credibili e che si cercasse perlomeno, chiunque vinca, che sia una competizione, diciamo, sana dal punto di vista politico. Anche il Movimento 5 Stelle, adesso credo che uno dei candidati si chiamasse Borile, ma potrei anche sbagliarmi. Simone Borile. Ecco, erano candidati anche là, bravissime persone, però ti chiedevi chi è che avevi davanti, cioè mancavano candidature di un certo spessore, probabilmente anche perché tante persone di un certo spessore, vedendosi Zaia dall'altro lato, dicevano chi me lo fa fare. Non ce l'hai un nome? No, mi basta che sia qualcuno di diverso da loro. Cioè, io so chi non voglio. Sì, dico solo una cosa che poi te la passo a te la parola, Alessandro, ma nessuno, parliamo delle persone che un po' in questo caso tendono al centrodestra, nessuno ha nominato Alberto Stefani, che di fatto è della stessa lega del governatore uscente, diciamo. Ecco, secondo te, tra l'altro è capacissimo, è un giovane e potrebbe fare molto e sta facendo molto per il Veneto, perché non viene fuori? Beh, intanto siamo in 4 qui e non Certo, 400. sì. Alberto Stefani è una bravissima persona, sarebbe sicuramente un ottimo governatore e quindi credo che la Lega abbia sicuramente delle carte importanti da giocare. In merito a quello che dicevo prima, volevo un attimo, è stato un po' riportato dai giornali di una quasi sfuriata nel Consiglio federale della Lega fra Zaia, che era intervenuto telefonicamente, e Salvini, quindi qualcosa è trapelato, perché sembrerebbe che
in Consiglio federale non si era parlato minimamente delle elezioni, nell'ultimo Consiglio regionale, delle elezioni del Veneto, argomento comunque importante. Sembrerebbe essere trapelato che Salvini, così qualcuno ha letto, desse ormai quasi per scontato che in Veneto la Lega non potesse avere il governatore, mentre Zaia si faceva portavoce della base del Veneto, dove la Lega comunque è il primo partito come amministratori, come sindaci, e quindi ha le radici ben piantate. E pertanto sarà molto interessante capire il gioco che farà anche Salvini a Roma per capire quanto porterà avanti perché poi in politica contano i numeri, e i numeri poi vanno incasellati nell'ambito di quello che è la divisione poi fra i partiti. Quindi se io porto a casa il Veneto devo cedere altro. Certo. Se cedo il Veneto posso portare a casa altro, che può essere Lombardia, per dire. Certo. Quindi veramente bisognerà capire ai livelli, ai piani alti, cosa può interessare di più. E ci sono diversi È mesi, tra l'altro. interessante quindi- questo senso del possesso, molto interessante, cedo, prendo. Succede un po' da ambo le parti, e anche No, centro-sinistra è così. stavo solo io onestamente non ho sentito usare questi termini, ma probabilmente si usano termini C'è analogi. solo il PD in analoghi. centro-sinistra, quindi. No, non è vero. Sì, come Ma numeri scusi, stiamo secondo parlando, lei ovviamente. la Lega rinuncia al Veneto, alla Lombardia, a tutto? No, Cioè, no, ma se è uno proprio- rinuncia a una regione importante dovrà avere qualcos'altro in cambio. Mi Ma, pare una cosa abbastanza semplice anche da capire. E se per caso vincesse il centro-sinistra? Ma questo non c'entra nulla, decideranno gli elettori. I partiti devono scegliere un candidato. Esatto, da portare, dopo se vincono, sì, no, beh, sì, certo, però mi sembra un po', cioè veramente mi faceva strano questo senso del possesso proprio. Cedo e prendo. Scusatemi, ma lo trovo abbastanza... Beh, la politica in abbastanza generale strano. è fatta di scelte, rinunce. Di scelte sicuramente. E questa è una scelta. È anche una rinuncia, può essere una rinuncia, può essere un qualcosa di O è un gioco delle conquistato, carte. è un gioco, Sì, la sì. politica fa parte anche... Vabbè, era un termine che non mi questo fa piaceva, parte della posso politica. dirlo. Non Certo, mi certo, piaceva. assolutamente. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Io vorrei iniziare con i saluti ringraziando Tito Borsa Grazie a te Matteo, ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. e Alessandro Biz, che è venuto da molto Molto lontano lontano. per Grazie essere qui del con vostro noi questa invito, sera. molto volentieri. Poi ovviamente della nostra Wanda Pellizzari. Grazie, grazie infinite. Saluto tutti i telespettatori. Non credo che ci vedremo prima di Natale, ma io già comincio con gli auguri. Mi prendo per tempo. E Etta Andreella. Grazie di avermi tenuta qui. Sono stata contenta di tornare dopo tantissimo tempo. Grazie a tutti, davvero. È stata una trasmissione interessante. Bene, io vi ricordo che la prossima puntata andrà in onda il 17 dicembre, sempre alle 21. Approfitto per augurarvi una buona serata, una buona notte. Ci vediamo presto, grazie e arrivederci.